Sentia Basta Parole ma Fatti, ospite in studio Marino Finozzi, assessore regionale al commercio estero e al turismo, ma questa sera è qui con noi in veste di assessore al commercio estero, e parliamo dei prodotti enogastronomici. I prodotti enogastronomici del Veneto sono tra i più importanti e famosi d'Italia. Basta pensare il vino, siamo la prima regione in termini di produzione, produciamo circa 10 milioni di ettolitri di vino ogni anno. E la metà di questi, quasi il 50% di questi vini, sono certificati con marchi di qualità europei, DOCG, DOC, IGP e così via. Questo è anche un sinonimo di alta qualità, di grande capacità di produrre vini buoni e di estrema qualità. E il Prosecco, ad esempio, da quest'anno è diventato il primo vino spumante venduto nel mondo. Abbiamo superato il famoso champagne in termini di produzione e di quantità, ovviamente non in termini di volumi, perché sappiamo insomma i costi sono ben diversi. Questi vini sono dei patrimoni importanti per il nostro territorio, sono molto legati al territorio e hanno la forza di far conoscere anche il territorio da dove vengono prodotti. Ad esempio ben 300 cantine, 300 produttori di vino hanno la loro sede o commerciale o produttiva all'interno di una villa o dimora storica. Quindi questo è il fatto evidente che i nostri vini hanno una storia importante. Ci sono tracce di prime produzioni di vino nel Veneto che sono antecedenti alla scoperta dell'America, ad esempio. Quindi quando andiamo a raccontare queste storie in questi paesi rimangono affascinati dal fatto che abbiamo questa importante cultura. Poi abbiamo tantissimi altri prodotti, i formaggi, le carni, il radicchio che è diventato, come dire, presente in tutte le tavole nel mondo, e questo aiuta i nostri produttori. I nostri salumi. I salumi, ma abbiamo tanti prodotti molto diversi l'uno dall'altro. Abbinando i prodotti enogastronomici al turismo, quando il turista viene da noi ha la possibilità di assaggiare a distanza di qualche chilometro da una località all'altra di prodotti completamente diversi. Il famoso turismo slow, no? Questo è uno dei motivi principali per cui un turista sceglie il Veneto. Noi quando torniamo da una vacanza, la prima cosa che raccontiamo ai nostri amici: che bella cosa ho visto, quanto bene ho mangiato, insomma. Certo. Quindi il food verso l'estero, verso l'esportazione, è uno dei momenti più importanti per l'economia del Veneto. Sì, e poi è il turismo quello tranquillo, no? Quello così di contemplazione, si cammina tranquillamente, non si va in una città a correre da un monumento all'altro perché sennò non si fa tempo a vedere nulla, no? Ecco, questo è un turismo completamente diverso che sta prendendo sempre più piede. Certo. E ricordiamo che in Veneto, a Verona, c'è la più importante fiera europea dei vini, col Vinitaly. Noi ospitiamo tutto il mondo ed è una vetrina importantissima anche per i nostri prodotti. Benissimo, ci interrompiamo qui, rimane ancora una puntata da dedicare al commercio estero, rimanete con noi e seguiteci perché affronteremo un altro argomento molto importante.